Bene, ed iniziamo appunto con i primi relatori. Abbiamo chiesto a due amici, Luca Mercalli e Francesco Musco, che invito qui, di farci un'introduzione. L'abbiamo voluta chiamare Lessio Magistralis proprio perché hanno la possibilità di introdurci con molte conoscenze e anche capacità comunicative a questo tema, i cambiamenti climatici, come affrontarli da un punto di vista delle città. Quindi io vi do volentieri la parola, grazie per essere qui oggi. Niente, prego. No, potete farlo da qui tranquillamente. Prima il padrone di casa, visto che Francesco è veneto. Comincia tu. Buongiorno a tutti. Non so se funziona. Sì, buongiorno a tutti. Allora, la riflessione che volevamo porvi oggi assieme a Luca ovviamente parte da due prospettive diverse, ma che da molto tempo ormai si interfacciano con grande attenzione, se vogliamo. La prospettiva delle città e la prospettiva del clima, e come queste due visioni in qualche maniera si sono intersecate, si intersecano sempre in maniera maggiore, e soprattutto negli ultimi anni hanno portato all'avvio di ricerche, di studi, di sperimentazioni che in qualche maniera hanno cominciato a dare i loro frutti, e questi negli ultimi anni in particolar modo, in termini di cambiamento delle modalità di gestione, di pianificare e di programmare le città. Ovviamente la mia prospettiva è più quella dell'urbanistica, della pianificazione del territorio, ma già anche lo scenario che vi proponeva prima l'assessore del Comune di Padova, della grande, come dire, consolidamento di programmi e azioni ormai decennali. Padova è un po' iniziata a essere per noi anche un po' un laboratorio di questa nostra riflessione, ormai un decennio fa, perché il primo lavoro di ricerca e di sperimentazione su Padova l'abbiamo avviato nel 2011 con un programma europeo dedicato al surriscaldamento delle aree urbane e alle isole di calore urbano, che è stato un po' il punto di partenza della nostra riflessione su questa città, ma proprio per tenere assieme due questioni: il tema della gestione urbana e il tema della programmazione urbana, e il tema del cambiamento globale del clima, e soprattutto come il cambiamento globale del clima porta sulle scale locali delle variabilità estreme in molti casi, che ricadono anche dal punto di vista gestionale e programmatorio sulle capacità e sulle competenze poi degli enti locali. Questo gap tra livello globale e livello locale è un gap che di fatto se ne parla ormai da alcuni decenni. La capacità, come dire, di scendere di scala e di programmare, come dire, interventi puntuali, mirati, che possano incrementare tutto lo scenario di resilienza delle città dal punto di vista del loro rapporto con il clima. Su questo, ho citato Padova perché in qualche maniera siamo ospiti di Padova, e questo ragionamento è partito in prevalenza in questa città, perché è proprio rappresentativo il ruolo delle città medie come città come laboratori di sperimentazione sulle soluzioni di adattamento, che in qualche maniera danno quella spinta e quella risposta che ci si attende, ed è assolutamente indispensabile per incrementare il livello globale, la risposta rispetto al cambiamento globale. C'è un tema, come dire, di risposta che è connessa in generale quindi all'incremento complessivo delle mutazioni climatiche, di cui poi magari Luca ci darà anche qualche prospettiva in più, ma il tema dello scala locale diventa assolutamente fondamentale, perché ci permette almeno di risolvere tre questioni. Uno, dare quelle risposte, come dire, di messa in sicurezza delle aree urbane in termini sia di continuità della qualità della vita, di beni e servizi e di fornitura di
come dire, di sistema che in qualche maniera mantenga la città nel suo funzionamento nel medio e nel lungo periodo, la capacità di sviluppare soluzioni che siano esportabili sia sul banco della sperimentazione scientifica, ma anche poi nella prospettiva anche della sperimentazione tecnica e di tutto quello che riguarda i temi, che può riguardare i temi della ricerca applicata. Come sperimentare, come applicare, come cambiare strumenti, programmi e interventi a 360 gradi di gestione delle aree urbane. Ovviamente la risposta che possiamo dare con l'urbanistica, con gli strumenti del progetto urbano, della dimensione di organizzazione delle città, è una risposta che in qualche maniera aiuta i sistemi locali a rispondere in maniera più operativa rispetto a uno scenario globale in rapidissimo mutamento. Con Luca ne parliamo credo dal 2005 di questo rapidissimo mutamento, e questo rapidissimo mutamento come dire, è sempre più evidente sulle scale locali, indipendentemente dalle accuratezze eventualmente di modellistiche e di analisi e di downscaling in particolar modo di tutte le informazioni legate alla modellistica climatica, ma dal punto di vista del gestore delle città, di chi gestisce una città, il tema importante è riuscire a capire, avere dei quadri conoscitivi altamente avanzati, riuscire a capire che risposte poter dare in diverse aree della stessa città. I problemi, immagino i nostri amministratori lo sanno benissimo, che la stessa città può rispondere in maniera completamente diversa agli stessi impatti localizzati, e questa risposta diversa richiede soluzioni completamente diverse che oggi, anche guardando, visto che siamo anche in questa riflessione che nasce da Veneto Adapt, richiede anche un cambiamento della modalità in cui si organizza per esempio tutta la filiera dei lavori pubblici, tutti i sistemi della manutenzione urbana, tutti i sistemi di gestione delle reti e dei servizi. Capite bene che questo tipo di riflessione richiede un ragionamento di medio e lungo periodo. Da questo punto di vista molto è stato fatto, anche non solo in questa sperimentazione che è durata 3 anni e mezzo in un periodo di pandemia, quindi con grosse anche difficoltà in termini di lavoro dal punto di vista con le istituzioni e gli attori locali, ma molto è stato fatto in termini di indirizzo sull'area centrale veneta, che è una delle regioni, come sappiamo, dal punto di vista anche dell'urbanizzazione più intensificamente utilizzate negli ultimi 50 anni, e questo dal punto di vista dell'incremento degli impatti attesi sulla microscala e sulla scala locale in genere è un tema che in qualche maniera conta molto e a cui bisogna cercare di dare delle risposte sia in termini sperimentali che in termini, come dire, di policy pubbliche che in qualche maniera possano incrementare la sistematizzazione dell'efficienza e della resilienza sulle scale locali. Tutto questo però riguarda poi uno scenario globale di clima, e le due dimensioni in qualche maniera credo che debbano trovare anche una congiunzione in questo tipo di sperimentazioni e poi anche, se vogliamo, di pratiche istituzionali. Non so, Luca, come... Sì, ma intanto Francesco ha già detto che è da ormai 10-15 anni che si lavora da un punto di vista sia locale, ma soprattutto però alla scala scientifica sul tema, e io vedo una grande asimmetria tra quello che conosciamo e la reazione invece della società, che è estremamente lenta, viscosa, confusa e non ha una direzione di marcia chiara. Lo abbiamo visto un mese fa neanche con le decisioni minime della COP26 a Glasgow, che erano più o meno scontate per gli addetti ai lavori, un po' di meno per una società che di colpo si è svegliata, ma è già successo altre volte nella storia, non è un indice di efficacia questo. C'è stata così un po' una moda per qualche mese, adesso basta che arrivi un po' di freddo come sta arrivando in Europa settentrionale, il tema riscaldamento globale esce dall'informazione fino a rientrarci forse alla prossima alluvione, al prossimo evento estremo. Cioè sono fenomeni cognitivi pulsanti che impediscono un mantenimento di una tensione sia tecnica negli organi amministrativi sia sociale che porti veramente a quella svolta che
è necessaria. D'altra parte COP26, 26 vuol dire 26 anni che stiamo parlando, è il 1992, l'anno nel quale si firma il primo trattato internazionale sul clima, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro. Dal 92 a oggi sono sostanzialmente 30 anni che il tema è già politico, non è scientifico, ma se andiamo a vedere prima il tema è noto da un punto di vista scientifico da 100 anni. E guardate come il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ormai si scaglia quotidianamente contro questa mancata azione efficace, e ad agosto, all'uscita del 6º rapporto dell'IPCC, che dice le stesse cose di quelli degli anni precedenti, semmai aggiungendoci i sintomi recenti ancora più rapidi, ancora più preoccupanti, dice: questi dati sono un codice rosso per l'umanità. Usa una metafora medica, visto che da 2 anni siamo immersi in questa narrazione pandemica dove la salute è diventata comunque un tema prioritario. Ecco, codice rosso vuol dire urgenza assoluta, e questa urgenza assoluta non si sta invece traducendo in azioni politiche internazionali, anche perché mettere d'accordo il condominio di 196 nazioni è oggettivamente complesso, però la termodinamica non ci aspetta, cioè il fatto è che la controparte qui non è un negoziato alla pari tra uomini, è un negoziato che noi dobbiamo fare con le leggi di natura, con le quali notoriamente non si può negoziare. Le leggi di natura hanno delle inerzie, ci lasciano dei tempi di azione, li abbiamo perduti tutti. I tempi di azione erano quelli del 1992, i 30 anni che abbiamo buttato via nel bla 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 di Greta Thunberg, che purtroppo ha assolutamente ragione, e adesso entriamo in quella che definiamo l'emergenza climatica. L'emergenza climatica è già attiva, cioè i sintomi del malanno dell'atmosfera sono già in corso, e bisognerebbe reagire quindi con estrema urgenza ed efficacia, cosa che non si sta facendo. Lo vediamo da una società che non ha ancora compreso il livello di gravità del problema. L'ho visto anche ieri sera, passeggiando in ogni città italiana, vedi le porte aperte dei negozi, perché la speranza è che se lasci la porta aperta la gente entri dentro a fare più shopping, ma intanto esce il caldo. Non so se voi come comune a Padova l'avete vietato, ma bisognerebbe vietare. Le ordinanze ci sono, poi però non vengono fatte rispettare. E l'altro elemento sono tutti i dehors che adesso, anche causa Covid, mettono quelle stufette a gas o le resistenze elettriche nei marciapiedi, cioè per riscaldare l'aria. Il rendimento di uno di quei funghi a gas che dovrebbero riscaldare gli aperitivi della gente sarà l'1%. Il resto del calore e dei fumi vanno nell'atmosfera. Allora, da un lato Glasgow, dove 15 giorni, 12 giorni di trattative estenuanti per partorire topolini, d'accordo, ma rispettiamo la difficoltà diplomatica di mettere d'accordo tutta la geopolitica mondiale, e dall'altro l'indifferenza, la trascuratezza e la mancanza di collegamento. È molto comodo per le persone dire: la colpa è dei politici. Sono i politici che non si mettono d'accordo e quindi nel frattempo noi continuiamo a sprecare. No, anche la politica tra l'altro ha bisogno di consenso, un minimo di integrazione tra una visione della società e una della politica. È uguale alle questioni vaccinali, peraltro. Se i Novax, invece di essere un X% fossero 10 volte tanto, il problema diventerebbe assolutamente irrisolvibile anche per la politica, a meno di ricorrere a delle scelte autoritarie. Ma la stessa cosa capita per il clima, e quindi le scelte politiche internazionali sono lentissime e non fanno mitigazione. La mitigazione è la riduzione del rischio, riducendo le emissioni. Purtroppo non ci resta che l'adattamento a questo punto. L'adattamento invece è una questione del tutto locale, mentre la mitigazione è una questione globale, o la fanno tutti o non si vince. È inutile che Padova si metta a ridurre del 50, del 100% le emissioni da sola, se non lo fanno anche i cinesi non servirà, agli americani che sono i maggiori emettitori pro capite, non dimentichiamolo. Ma l'adattamento invece sì. Purtroppo la mitigazione è legata alle grandi scelte internazionali, facciamola tutti, ma non abbiamo la certezza che arrivi a tempo opportuno. L'adattamento invece è tutto nelle mani delle scelte locali, e allora su quello è bene cominciare a lavorare. Tra l'altro, visto che una parte del cambiamento climatico ormai
c'è e non sarà evitabile, anche se si applicassero con la maggior efficacia possibile le scelte di mitigazione, comunque la temperatura crescerebbe ancora. Quindi l'adattamento è una scelta win-win, non si sbaglia mai, non sono soldi buttati via. Quello che si spende in adattamento comunque avrà un vantaggio in un lungo futuro. Potrà avere un vantaggio, speriamo tutti, per un aumento di 2 gradi e ovviamente ne avrà un altro se l'aumento sarà di 5 gradi, nell'ipotesi catastrofica di non fare nulla. Però in ogni caso le scelte di adattamento sono sempre un buon investimento sul futuro, anche perché poi sono scelte in genere che hanno bisogno di molti anni per svilupparsi. Gli adattamenti, soprattutto in chiave di città, di urbanistica, non sono cose che fai in una settimana o sotto emergenza, le fai con una programmazione a lungo termine. Vi voglio giusto citare il fatto che queste cose si conoscono, cioè il tempo perso. Questa time bar ci fa vedere che ormai sono più di 100 anni che il tema del cambiamento climatico di natura antropogenica è noto, dalla fine dell'Ottocento, il nome chiave è Svante Arrhenius, più o meno a metà della linea, il premio Nobel per la chimica che già aveva annunciato il cambiamento climatico a causa della combustione del carbone nel 1896. Quindi adesso basta con queste scuse che è un problema nuovo, che ce ne siamo accorti ieri. Chiaro, ci sono state la prima metà del Novecento occupato da 2 guerre mondiali, la saltiamo, ma guardate dal 1950 quanti ricercatori danno l'allarme al momento giusto. E finalmente anche l'Accademia di Svezia lo ha riconosciuto quest'anno assegnando i Nobel per la fisica a Syukuro Manabe e a Klaus Hasselmann, che avevano portato avanti i modelli di simulazione climatica, quelli che ancora oggi usiamo per vedere le evoluzioni previste degli scenari futuri, tra il 1967 e il 1975. Allora è chiaro che abbiamo buttato via 50 anni. Lo vedete qui, qua c'è scritto in piccolo perché non era ancora noto che gli sarebbe stato assegnato il Nobel, ma dove vedete Manabe è un nome giapponese ma ha lavorato quasi tutta la vita a Princeton, Manabe e Weatherald sono i due che fanno il primo modello di simulazione matematica a computer dell'aumento di CO2 in atmosfera e del corrispondente aumento di temperatura. Da lì in poi ci sono tanti altri ricercatori, ma soprattutto nel 1988 c'è la fondazione dell'IPCC. Nel 1988 il tema scientifico del clima non è più legato a singoli gruppi di ricercatori, ma è legato alle Nazioni Unite. Eppure ancora oggi abbiamo un segretario generale che tuona inascoltato. Ha detto delle cose durissime Gutierrez alla COP26. Nella seduta inaugurale ha detto, tra le varie frasi e tante, ci sono i discorsi pubblicati su internet, che stiamo usando la natura come un cesso. Ha detto così, like a toilet. E poi alla chiusura ha detto, commentando gli scarsi risultati raggiunti, stiamo ripetutamente bussando alla porta della catastrofe. Ora, Luca Mercalli e Francesco Musco possono dirvi tutto quello che vogliono, sono le loro opinioni, ma il segretario generale delle Nazioni Unite ha anche un ruolo diplomatico per cui ogni parola che esce da quella bocca è pesata su 196 paesi che rappresenta, quindi sono parole forti, sono parole pesanti, non sono soltanto così delle opinioni personali, i discorsi sono tutti riveduti e pesati in anticipo, non è che Gutierrez si mette lì e dice parole in libertà, e se usa la parola catastrofe un senso ci sarà. Allora, uscendo dalla storia e andando sui dati che ci servono per programmare la gestione futura delle nostre città, che la temperatura aumenti ormai non ci sono più dubbi, e il dato secolare è di 1,2 gradi in più nell'ultimo secolo a livello globale. Questa è una media globale, quindi vuol dire che in alcune regioni del mondo la temperatura è aumentata o un po' di più o un po' di meno. In genere è aumentata un po' di meno sugli oceani, che sono un grande volano termico che per il momento sta immagazzinando energia, e invece è aumentata di più sulle terre emerse. Infatti in Italia è aumentata di 2 gradi, non di 1,2. Anche dal grafico che fai vedere risponde anche a tutta una serie anche di scetticismi che molto spesso vengono
emergono specialmente sulla scala locale del fatto che pur progressivamente in aumento possono esserci delle situazioni invece di regressione temporale. Tanto vedete, lo vediamo lì, ci sono dei momenti nei quali proprio gli oceani sono un po' questo polmone che rende alcuni anni non perfettamente allineati a un trend crescente. Ma attenzione, gli oceani hanno una profondità media di 4.000 metri e si stanno ingoiando il 93% dell'energia in più generata dall'aumento dei gas serra, il 93%, cioè quell'1,2 gradi che noi vediamo è il 7% di quello che noi abbiamo sbilanciato a livello globale. Il problema è che gli oceani nel momento in cui si saturano, intanto riemettono CO2, perché quando sono poi più caldi la solubilità della CO2 negli oceani, che poi crea l'acidificazione, quindi un altro gigantesco problema sulla biodiversità, riemetteranno CO2, ma poi riemetteranno anche il calore. Adesso gli oceani sono freddi, su questi 4.000 metri la maggior parte di acqua è gelida nel fondo, si stanno scaldando per ora nei primi 700 metri. Ma questo per dirvi che le ragioni di queste oscillazioni sono la complessità del pianeta e i tempi del pianeta, che non sono ovviamente quelli umani. Ma ci stiamo avvicinando a dei punti cosiddetti di non ritorno, i tipping points, nei quali le dinamiche del pianeta saranno poi così gigantesche nei confronti delle forze umane che noi non potremo farci più niente. In sostanza la finestra di intervento per evitare che quella curva continui a crescere è di una decina d'anni. Non abbiamo più davanti a noi secoli. Forse nel 1992 potevamo intervenire non fermando del tutto il processo, ma con maggiore serenità. La famosa transizione energetica, ecologica, iniziata 30 anni fa, sarebbe stata più graduale. Oggi l'incalzare di questi cambiamenti ci obbliga anche ad avere dei tempi brevissimi se vogliamo ancora essere efficaci. Ecco qua qualche effetto sul nostro paesaggio, vedete benissimo che quell'aumento di un paio di gradi in Italia ci ha già generato un cambiamento notevolissimo di paesaggio. Ma veniamo a un problema tipico delle città, che è il caldo. Il caldo, guarda qui, queste sono le temperature medie estive. E infatti il tema di fatto quando ci si pone rispetto all'ambiente urbano sono due le componenti su cui ci si interfaccia, il calore in eccesso e l'acqua in eccesso, soprattutto il calore irregolare e l'acqua irregolare. E guarda qui, questi esatto. sono i morti il tutto è iniziato, del 2003. la grande ondata di sono calore. Numeri da Covid, 70.000 morti. L'ondata di calore che ha colpito il nord della Francia, Parigi in particolar modo, alla fine nella prima parte del 2000, che ha generato, come dire, due elementi in qualche maniera anche nel dibattito tecnico dedicato al rapporto tra le città e l'ambiente costruito in generale e il clima. Innanzitutto che non tutti gli ambienti storicamente consolidati sono più adeguati alle variazioni delle temperature. I grandi impatti sulla salute e infatti sull'area centrale europea sono quelli più evidenti. Non è vero che fa caldo necessariamente più al sud. Nello studio che citavo prima, nel 2011, pubblicato da Springer, con cui avevamo Padova come uno dei casi studio, la città europea con più ondata di calore era Stoccarda, non Palermo. Guarda lì nel 2019, stiamo parlando di 46 gradi esatto, in Provenza, alla latitudine più elevata a cui si siano mai raggiunte temperature e questo genera come dire, la necessità di risposte che non possono essere solo della logica con Veneto Adapt abbiamo guardato con grande attenzione anche questi aspetti della differenza dell'agire nell'immediato per mettere in sicurezza un ambiente e la popolazione, piuttosto che agire nel medio e nel lungo periodo con interventi strutturali che possano calmierare questo impatto. Noi non possiamo agire sull'ondata di calore, noi possiamo agire sulla reazione che l'ondata di calore genera delle persone e dell'architettura, dell'urbanistica. E questo soprattutto Guarda qui, esatto. volevo farti vedere poi come incalza questo, perché spesso quando noi facciamo i nostri scenari ci dicono 50 gradi a Padova, ci stai prendendo per i fondelli, forse fra 500 anni arriveranno dati così. Allora, intanto i dati della pianura padana attualmente siamo attorno ai 41-42 nelle nostre città, il massimo è 43 gradi a Forlì nell'estate del 2017. Ha sorpreso anche noi addetti ai lavori, quasi 50 gradi in Canada, ma siamo alla latitudine di Bruxelles. Lo stesso... E siamo in mezzo ai boschi.
Lytton è un piccolo paese nell'entroterra di Vancouver. Il giorno dopo che è stato registrato questo estremo mai visto, lo vedete bene con la bolla sulla costa pacifica degli Stati Uniti, è andato a fuoco, è stato evacuato, oggi è praticamente un paese abbandonato. Quindi vedete anche che i fenomeni estremi sono così, ogni tanto superano delle soglie in maniera molto localizzata. ma con dei valori che il grafico col trend regolare che sale non ti spiega. Basta un giorno, ma quel giorno lì è il giorno che ti uccide. E a casa nostra i 48,8 in Sicilia, qui è Siracusa, è una città Siracusa, non è una landa, non è un deserto, non sono i 54,4 gradi della Valle della Morte dove vanno solo i turisti, si fanno il selfie e c'è l'autobus a fianco con l'aria condizionata, fanno il selfie, poi risalgono sull'autobus e tornano in albergo. Queste sono città, sono luoghi vissuti, sono luoghi di turismo. 48,8 gradi sono un valore ormai e questo esempio super che tropicale, fai, no? che è molto, Casa nostra questo. molto rilevante, perché proprio pone tutto il problema del rapporto tra, specialmente in Italia, tra patrimonio storico e intervento per la calmierazione del patrimonio. Cioè non si può più fare turismo d'estate in queste città. Non vai a fare turismo con 50 gradi, stai chiuso in casa col condizionatore acceso. L'agricoltura ovviamente tocca tutto, stiamo parlando qui poi dopo del cibo, quindi vuol dire andare a incidere sugli equilibri geopolitici e le migrazioni, ma adesso mi era venuto in mente per le città d'arte. Certo. Lì il turismo si sposta, non più estivo, diventa un turismo probabilmente invernale, primaverile, tardo autunnale, con condizioni. Quindi questo dimostra che questo ha impatti a 360 Poi gradi per te esatto. hai il rovescio della medaglia. Esatto. Siccità è troppo caldo, ma dall'altra parte l'eccesso degli eventi e l'eccesso delle reazioni, che capite bene, mette a sistema, necessita di soluzioni a sistema a 360 gradi sulla messa in sicurezza del territorio, che non è solo una dimensione della sicurezza idrogeologica, è la messa a sistema di soluzioni diverse che vanno dalla dimensione idrogeologica chiaramente, ma anche con soluzioni e interventi che non sono quelli tradizionali. Ma la tua opinione su questo? Cioè qui siamo in Germania, i tombini erano puliti qui. Certo, i tombini erano puliti, ma il tema fondamentale su cui intervenire è il fatto che, per esempio, come alcuni paesi cominciano a fare, che nei piani di adattamento vengono indicate delle aree di esondazione forzata, dove, perché non siamo in grado di garantire quel livello di sicurezza in maniera complessiva e equilibrata in tutte le situazioni. Borghi storici, questi sono villaggi medievali che sono andati sotto, non era la periferia recente costruita male. E 220 morti. L'esempio del grande piano del plan Delta dell'Olanda, questo è il primo anno che anche politicamente è state introdotte delle aree del paese che sono esondabili. Di fatto che dove alcune funzioni non sono mantenute in maniera costante tutto l'anno, ma che in qualche maniera si può ammettere che alcune aree non siamo più in grado né tecnologicamente né a livello gestionale di mantenere la stessa sicurezza nel medio e nel lungo periodo. Questo però sono scelte molto forti rispetto anche, immaginiamoci in un paese come l'Italia, ammettere che alcune aree abbiano dei livelli di rischi tali per cui forse alcune funzioni vadano delocalizzate. Questo implica un ragionamento di medio periodo, ma con una presa di coscienza e di una programmazione che deve essere molto rapida, perché come dicevi bene tu, gli interventi, ma l'abbiamo visto anche nel nostro lavoro, appunto supponendo di guardare gli ultimi 10 anni in cui stiamo tentando di lavorare in questa dimensione rapporto tra ambiente costruito, città, conformazione delle città e i impatti locali del clima, del cambiamento globale e degli impatti locali. Il tema fondamentale è capire come intervenire nel medio periodo con azioni che forse questo è stato anche il primo programma di sperimentazione in cui si è lavorato anche con la dimensione per esempio dei lavori pubblici, cioè capire che nelle città alcune azioni di adattamento possono passare ad azioni di riconfigurazione o di conformazione dello spazio pubblico o di reti pubbliche che possono essere parte dell'adattamento. Il tema fondamentale oggi non è aspettare la legge sul clima, la legge sull'adattamento che non avremo mai
ormai, e forse non è neanche quella la soluzione. Noi abbiamo una legge urbanistica del 47 in Italia, quindi non è quello. Il tema, non possiamo aspettare quello. Abbiamo una legge contro il consumo di suolo. Ma sono tutti, come dire, pezzi di un ragionamento che andrebbe visto complessivamente, e quindi non rispondi da una parte perché appunto hai un quadro di riferimento nazionale vecchio che nasce da ben prima, però il passaggio anche al ruolo delle regioni, che questo diventa in Italia fondamentale, diventa assolutamente come uno degli elementi di azione importante. In Italia i sistemi della pianificazione sono regionalizzati e quindi sono le regioni che in qualche maniera devono farsi carico, assieme alle loro città, di inserire nella loro programmazione azioni per l'adattamento. Questo va dalla micro alla macro scala. Chiaramente ci sono delle scelte su cui le città influiscono fino a un certo punto, perché specialmente gli accordi globali sul taglio delle emissioni, è vero che ciò che mette nel piano di mitigazione Padova non ha un effetto, però ha un beneficio collettivo, complessivo, perché quella quota di CO2 risparmiata o ridotta comunque confluisce alla sommatoria complessiva. E se tutti lo fanno in tutto il mondo è ovvio che poi il risultato deve partire da lì. Al contempo è bene essere chiari, come ben dicevi tu, che non è che la riduzione localizzata delle emissioni porta al beneficio localizzato. Porta beneficio alla complessità del sistema. Cioè raggiunge, speriamo, la linea azzurra un pezzettino di quell'azione di riduzione, ma poi la città e specialmente chi opera e amministra una città, programma una città e progetta e pianifica una città, deve trovare delle soluzioni che possano calmierare alcuni degli impatti attesi, che sono sempre più irregolari, ma con adeguati quadri conoscitivi sulla scala locale e adeguata programmazione urbanistica, alcune scelte che garantiscono una maggiore sicurezza di alcuni ambienti e alcune aree di una città, è possibile farlo, a partire dalle scelte localizzative di impianti, infrastrutture, residenza, che, come dire, col piano urbanistico molte di queste scelte si possono assolutamente guidare, soprattutto per il futuro. Più difficile farlo per il passato, ma alcune azioni di messa in sicurezza anche sul consolidato, costruito, è possibile farle. Chiaramente necessitano di tempi medi, ripeto, su Padova ragioniamo da un decennio e anche le azioni che veniamo messe in campo oggi avranno un effetto tra almeno 5 anni, è inutile che ci nascondiamo che l'effetto sia immediato, perché non è molto complicato. Ecco, quali sono le azioni fondamentali? Quindi, ecco, tra l'altro questi sono gli scenari italiani, perché non dimentichiamo che l'Italia è particolarmente esposta al riscaldamento globale, molto più di altre zone del pianeta. Noi siamo un cosiddetto hotspot climatico, un punto caldo perché siamo vicini alla Nord Africa e ai grandi anticicloni del Sahara. Un rigonfiamento di un anticiclone che è grande, vasto, migliaia di chilometri, invade il Mediterraneo e in un attimo porta le condizioni italiane a quelle di un clima che oggi c'è in Algeria. Il risultato è che abbiamo un rischio d'estate di riscaldamenti medi sulla stagione, nel caso dell'ipotesi peggiore, nel caso della linea arancione, che possono arrivare anche a 8 gradi in più. Se aggiungi 8 gradi a Torino, a Padova, a quello che vuoi, nella pianura padana, raggiungi le condizioni che oggi trovi in Pakistan, in una città che è Karachi, dove la temperatura di 50-52 gradi è pressoché la norma tutti gli anni, cioè almeno un giorno con 50 gradi a Karachi c'è già oggi. Ecco, immaginatevi una pianura padana in queste condizioni, con il caldo umido. A Padova cosa fai? Non sono condizioni dove puoi pensare che fai una vita come quella di oggi, fai una vita di sopravvivenza sperando che si tratti di pochi giorni, ma se dovesse diventare un mese, 2 mesi con temperature di 45-50 gradi, cosa facciamo in pianura padana, anche da un punto di vista agricolo? Vedete che lo scenario è veramente dirompente nello spazio della vita di un uomo. Sto sempre parlando dello scenario 8.5, cioè quello di mancanza di accordi internazionali, il peggio. Come sempre usiamo lo scenario peggiore per evitarlo, per lavorare però anche nel caso di una rapida implementazione dell'accordo di Parigi, da noi sono 4 i gradi in più, invece di 8. E 4 gradi in più oggi vuol dire comunque tutti gli anni avere in pianura padana nelle nostre città 45 gradi, non 50 ma 45 sì. Siamo pronti per 45 gradi in pianura padana? No. Attualmente siamo pronti per 41, 42 ogni 2 anni un giorno, e quel giorno lì va bene,
stiamo un po' fermi e si sopporta. Il problema è la durata. Le nostre città hanno delle case che, soprattutto nei centri storici, possono sopportare il giorno caldo, ma dopo 10 giorni diventano dei forni. Ecco che allora arriva poi il disagio anche con le patologie, gli anziani, la morte per colpo di calore. Le case delle periferie invece penso che vanno in equilibrio termico dopo 3 ore, perché sono costruite così male negli ultimi 70 anni che non hanno alcuna resilienza a questi cambiamenti. Comunque il risultato è che su situazioni come queste noi abbiamo un margine di manovra che è correttivo, non è che possiamo evitare l'ondata di caldo africano, ma possiamo temperare almeno le situazioni peggiori nelle città con, penso, soluzioni. Citando proprio, visto che siamo caduti diverse volte sul tema del surriscaldamento delle aree urbane e anche sul tema dell'isola di calore urbano, che è un fenomeno naturale perché il differenziale di temperatura tra il centro e la periferia delle città si studia dagli anni 60, sì. Specialmente per i materiali, l'effetto dei materiali, per la cemento, pietra, asfalto. Il tema vero è come questo fenomeno, diciamo, che ha una sua, come dire, spiegazione tecnica abbastanza semplice, se vogliamo, può essere incrementato da uno scenario globale di cambiamento e di intensificazione di alcuni fenomeni. La sommatoria di un fenomeno, se vogliamo, naturale, nel senso che connesso a una dimensione di ambiente costruito e un ambiente non costruito, come l'isola di calore urbano, sommato a un'ondata di calore climatica, meteoclimatica concentrata, fa schizzare i differenziali a differenze molto alte. Questo ha impatti sulla salute, come lo sappiamo, le morti di Parigi del 2003 per fortuna non si sono ripetute. Anche le morti italiane, perché comunque italiane, abbiamo avuto 15.000 morti noi, sia nell'estate del 2003 ma anche nell'estate del 2015. E questo spiega anche come anche il messaggio, come dire, della comunicazione sia assolutamente importante, perché se riuscissimo a contabilizzare anche gli effetti sulla salute legati allo scenario climatico in maniera esplicita diventerebbe anche forse un altro elemento, un altro campanello d'allarme su cui riflettere. Il tema vero è che guardando anche la differenziazione, che è questa che ci ha proposto ultimamente anche la Commissione europea, che è contenuta anche nei piani di adattamento climatico europeo. Noi abbiamo un piano di adattamento nazionale che fa fatica a essere attuato per 2 ordini di ragioni. È stato anche oggetto di bocciatura dalla Commissione VAS via nazionale qualche settimana fa, perché manca di una cosa fondamentale, la capacità di agire sulle policy consolidate di enti e istituzioni a vario livello, e questo fondamentalmente spiega l'inefficacia del piano. La parola piano, per chi si occupa di città e di territorio, implica la capacità di agire su processi istituzionali, su organizzazione dello spazio, su interazione tra politiche e azioni, e questo il piano nazionale di adattamento climatico non lo può fare perché non ha un apparato finanziario dietro, cioè quindi non ha azioni finanziate, non agisce su altre policy finanziate e soprattutto non ha la capacità operativa di entrare negli strumenti, e questo è uno dei primi grossi problemi. Alcune regioni italiane per fortuna hanno iniziato ad attrezzare, però in molti casi queste operazioni nascono ancora come avveniva anche qui in Cina 15 anni fa sui temi della sostenibilità in generale, alla presenza di amministratori, funzionari, tecnici un po' illuminati, di sensibilità, o comunque con una predisposizione a comprendere che alcuni processi vanno inseriti. Qua non è un tema di obbligare nessuno a fare cose, ma di far comprendere che con gli strumenti della programmazione che una città ha, alcune azioni di permanenza, di messa in sicurezza e di programmazione dell'adattamento si possono fare. Questo è lo scenario sulle aree, figuriamoci, da Venezia al Delta del Po, che l'area veneta è stata colpita, ricordiamoci, nel 2019, nel novembre, di un grande fenomeno, come la concentrazione di 2 fenomeni. Su Venezia un fenomeno naturale, perché la marea è un fenomeno naturale, ma qualora è stata sommata ad una situazione
meteo climatica estrema Scirocco, forte. di scirocco E a saltato. 20 centimetri di mare in più saliti nell'ultimo secolo. E questo ha generato impatti diversi. Questo è stato è un buon esempio per capire come lo stesso fenomeno meteoclimatico genera impatti completamente diversi nella stessa area geografica, generando, come dire, la sparizione in poche ore di tutto il sistema delle spiagge al nord di Venezia, quindi Jesolo, Eraclea, quindi con problemi e investimenti necessari al ripascimento per garantire la stagione turistica successiva, e impatto sul sistema della pesca, sul sistema vallivo, sul sistema delle coltivazioni di acquacultura in tutto il delta del Po, con danni enormi. Quindi stesso fenomeno che studia la climatologia, sulle scale locali poi ha reazioni e risposte completamente diverse dovute a conformazioni fisiche, a rapporto tra terra e acqua, tra costruito e non costruito, forma urbana, dimensione e consolidamento dell'urbanizzato. Sono tutte azioni che necessitano, tutte questioni che necessitano di quadri conoscitivi avanzati. Su questo si è lavorato molto per mettere anche a disposizione di chi amministra, di chi programma, di chi ha in capo anche la gestione delle istituzioni, alcuni strumenti per poter dare risposte locali, perché non ce ne sono altre che si possono dare. Intanto vedete, nuovamente la strategia è sempre una strategia vincente, perché il mare sta già aumentando adesso, cioè non è un qualcosa per cui ti dici devo mettere dei miliardi per proteggere le zone costiere, e poi se non è vero, no, è vero, perché già adesso sale di 3,7 mm all'anno, è il dato globale, ma comunque poi alla fine gli oceani più o meno salgono tutti, e nel caso migliore, cioè di una implementazione rapida dell'accordo di Parigi, comunque 1,5 metri di acqua a fine secolo ce lo ritroviamo, quindi qualsiasi strategia di protezione è ben spesa. Speriamo di non arrivare allo scenario peggiore, perché probabilmente con oltre 1 metro non c'è possibilità di protezione, c'è solo l'evacuazione di alcune zone, e non sarebbe una bella cosa, perché noi e l'Olanda hanno millenni di storia. Forse a Miami, pazienza, perdiamo soltanto i grattacieli di Trump, non è una gran perdita. Qui forse c'è qualche cosa di più su cui riflettere, no? E poi c'è tutto il tema legato alle migrazioni dei popoli, di cui anche noi non saremo indenni, saremo noi stessi dei migranti, più tutti quelli che si aggiungeranno dalle zone più vulnerabili del mondo. Cioè, qui stiamo parlando di miliardi di persone che a fine secolo potrebbero essere mobilizzati, in particolare dall'India. È curioso che l'India a Glasgow si sia fondamentalmente opposta a una riduzione, a una uscita dal carbone entro tempi brevi, abbia detto noi fino al 2070 lo useremo. È vero, hanno sicuramente i diritti di migliorare la loro qualità di vita, però sono i primi che verranno colpiti. Il subcontinente indiano è una delle zone più colpite proprio dalle ondate di calore umido, che portano le condizioni al di fuori della vivibilità umana. Il titolo di questo paper è emblematico, dice il futuro della nicchia climatica umana. Noi ci dimentichiamo qualche volta che abbiamo dei limiti, e i limiti sono che il corpo umano sopra i 37 gradi non può riscaldarsi. Finché la temperatura esterna è più calda ma abbiamo acqua da bere e aria asciutta, con il sudore evaporiamo e possiamo adattarci ad affrontare anche le temperature attorno ai 40 gradi. A 50 poche ore, basta dopo, cioè si muore. Questo deve essere chiaro. Non è che abbiamo la possibilità di dire ma sì, ci adattiamo, perché questa parola adattamento certe volte viene anche presa con favore, come alibi per dire non facciamo niente, perché è una parola bella, adattamento, è una parola neutra, non ha in sé il tema invece della catastrofe, ma guardate che l'adattamento ha un prezzo, e non è un prezzo soltanto economico, è anche un prezzo di sofferenza. La migrazione dei popoli è un prezzo altissimo, è un prezzo di sofferenza per chi è costretto ad andarsene via. Le popolazioni degli atolli corallini sono costrette a dire fra 100 anni non ci siamo più, spariscono degli stati sovrani, non solo una città, una parte di popolazione. E noi, proprio questa zona qui, ha queste fragilità. Il delta del Po e Venezia è un punto interrogativo su una mappa di questo genere. E quindi al momento siamo lenti, e visto che anche il nostro tempo sta per scadere, riguardiamo un attimo quello che è lo scenario che possiamo ancora permetterci. L'anno Covid, l'anno dei lockdown, il 2020, ha avuto
una discesa di emissioni globale dell'ordine del 5,5%. È più o meno quello di cui avremo bisogno tutti gli anni per arrivare allo scenario dei 2 gradi. Purtroppo il 2021 ha annullato tutto il vantaggio del 2020, cioè noi siamo tornati oggi agli stessi livelli, se non peggiori perché c'è un effetto rebound, di prima del Covid. È interessante questo perché da un lato è vero che non dobbiamo farlo sotto uno stress di un'imposizione di emergenza come sono stati i lockdown, però ci hanno fatto vedere qual è l'ordine di grandezza di diminuzione. Bisognerebbe avere una situazione tutti gli anni pari a una riduzione mondiale di emissioni come quella che si è avuta tenendo miliardi di persone chiuse in casa. E lo dobbiamo fare in un altro modo, con la tecnologia, con l'efficienza, con l'innovazione, con la sobrietà, con il negoziato democratico se possibile. Però vi fa vedere che la sfida è quella lì, cioè non si vince chiudendo l'acqua mentre ti lavi i denti, quella lì toglie 2 grammi di CO2, si vince non facendo volare 220.000 aerei al giorno, eravamo arrivati a questo livello nel 2019 e oggi stiamo purtroppo riavvicinandoci agli stessi valori. Se non lo facciamo, ecco che se perdiamo questi 10 anni, il 2030, il famoso 2030 che è anche l'anno, lascio perdere tutte le altre, l'anno degli obiettivi dell'agenda, dopo basta, dopo entriamo nella linea arancione dei 3, 4, 5 gradi in più e possiamo fare una grande festa a quel punto lì, non serve più fare delle riduzioni delle emissioni, però l'adattamento invece, quello rimane, comunque, anzi diventerà sempre più importante via via che la mitigazione invece perderà di importanza. Direi, abbiamo 10 anni in cui bisogna cominciare tutte e due. Ogni anno perduto nella mitigazione diventa poi un impegno più gravoso nell'adattamento dopo, ovviamente. Quindi diamoci da fare perché il tempo è poco, le soluzioni le conosciamo, a partire proprio parlando di urbanistica e di città, dalla riqualificazione di edifici. Anche l'interfaccia sugli obiettivi dell'Agenda 2030 diventano anche una linea guida operativa, le tecniche di progettazione le conosciamo, abbiamo avanzato ormai a livelli anche di ricerca e di sperimentazione su soluzioni che riguardano l'assetto delle città nel loro complesso. Poi entriamo anche nelle microscale dove esistono tante tecnologie, alcune le hai citate, ovviamente che riguardano lo stock del patrimonio costruito in particolar modo, ma il tema vero è la messa in efficienza delle città nel loro complesso. Esatto. E quindi anche tutti i ragionamenti legati alla riduzione degli impatti locali, alla riduzione anche di dare delle alternative anche alla mobilità individuale, fa parte di un pacchetto complessivo di soluzioni che insomma, una prospettiva in cui ci siamo posti in questi anni è sempre legata un po' alla capacità degli strumenti con cui programmiamo anche la vita nelle città di farsi carico di una serie di soluzioni che sono a questo punto ineludibili e da applicare nell'immediato. E allora a questo punto entriamo nel merito di Veneto Adapt perché è proprio lì che il progetto è andato ad agire con una serie di buone pratiche, tutte già note e conosciute, che però messe... Il tema vero è metterle a sistema per poterne contabilizzare l'effetto, e questa è la grande differenza del rapporto tra quello che noi chiamiamo in maniera colloquiale piano di adattamento. Non esiste un piano di adattamento a livello normativo, istituzionalizzato, e forse è anche bene che non esista in quella forma lì. Diventa uno strumento ombrello che mette a sistema le soluzioni e permette anche la cosiddetta accountability degli effetti, che una città può dare, ma anche un sistema paese. Perché fortunatamente queste sono tutte azioni misurabili, però lo devi decidere prima, altrimenti non riesci mai a verificare. Perché la singola soluzione da sola non ha l'efficacia complessiva dell'insieme. Ok, allora grazie, andiamo nel merito del progetto adesso. Vi ringrazio molto, sicuramente avete nel vostro intervento dato una visione generale, ma abbiamo anche capito come possiamo già
intervenire sia come amministratori delle città, che come tecnici, che come singoli cittadini, perché la visione che avete dato è proprio molto generale.